Michele Sangion, imprenditore, divulgatore e soprattutto innovatore nel campo dell'intelligenza artificiale. Ha fondato ION, hub tecnologico e triennio universitario. Ci può spiegare meglio di cosa si tratta? La scuola nasce per far sì che non c'è solo la possibilità di fare il triennio universitario, ovviamente riconosciuto dal Ministero come percorso formativo sulle tecnologie di intelligenza artificiale, ma dare anche la possibilità ai nostri ragazzi che fanno le superiori, quindi la secondaria, di poter utilizzare le applicazioni per poter trovare subito un posto di lavoro, ma soprattutto saperla utilizzare, come ho detto prima, è entrata ormai e non possiamo fare a meno che utilizzarla, non possiamo fare resistenza. È come, non so, le ferrovie, 200 anni fa, 150 anni fa, dire ma no, io continuo ad andare a cavallo anche se c'è la ferrovia. Oggi un'azienda o la utilizza o prima o poi dovrà capire che dovrà chiudere l'azienda, non c'è niente da fare. Quindi è inutile andarci contro, utilizziamo questo problema come opportunità e quindi dobbiamo imparare, addestrare, formare e guidare i nostri ragazzi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per loro e per le attività produttive e lavorative che oggi poi nel nostro contesto del nord-est, insomma, le aziende hanno la necessità assoluta. Ricordo che su 10 adolescenti 8 oggi utilizzano ChatGPT, quindi su 10 8 ragazzi la utilizzano. Chi la utilizza in maniera concreta e in maniera sana, la percentuale oggi che ci dà Microsoft sono il 2% di questi ragazzi sanno utilizzarla per strumenti efficaci e questo è un problema che per noi è un'opportunità, tanto è vero che l'università, che sono quasi 15.000 metri con 81 aule e 18 laboratori, è aperta anche a corsi brevi e quindi ai dipendenti delle aziende e anche alla terza età. Perché pochi pensano, ma terza età sopra i 60 anni, 65, loro sono esclusi dall'intelligenza artificiale? Assolutamente no, devono sapere come utilizzarla. Quindi abbiamo pensato di fare anche un percorso serale per la terza età, per l'università e quindi dare la possibilità anche ai nostri cari nonni di saper utilizzare queste tecnologie. È una struttura che abbiamo individuato nella provincia di Pordenone, una struttura veramente mastodontica che oggi è un ecomostro per il nostro comune, per la nostra provincia. Abbiamo individuato questa struttura perché mi dà la possibilità di avere 81 aule e 18 laboratori, oltre che una palestra interattiva importante e una zona mensa per oltre 350 studenti. Ma la struttura riesce a gestire con le 81 aule oltre 1200 studenti fra università e secondaria, senza contare appunto, come vi ho detto, l'università della terza età, perché non possiamo escludere i nostri cari anziani da quello che è l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di ampliarla, di creare un modello che sia replicabile assolutamente, anche in altre province, in altre regioni, perché oggi io credo che è fondamentale, come all'era dell'industria, quando sono nati gli istituti professionali come IPS e Kennedy, per quanto riguarda le superiori, sia fondamentale creare professionisti, i giovani professionisti sulle tecnologie di intelligenza artificiale. Quindi se un domani qualcuno replica queste nostre strutture, noi siamo già contenti. Noi siamo per lo più convenzionati in società e partner con Area 12. Area 12 è una struttura importante secondaria per il Piemonte e Lombardia, si trova attualmente a Brescia con 600 studenti e per lo più danno anche molti servizi alle aziende per quanto riguarda la formazione agevolata. Per formazione agevolata intendo che le aziende hanno bisogno di utilizzare le tecnologie, che io parlo di AI e piattaforme, ma l'AI si espande dai videomaker alla gestione del marketing, alla gestione del magazzino, quindi ci sono decine di verticali dove si possono utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale.